Buonasera a tutti e ben ritrovati a questo che è il secondo degli incontri della sezione teatro del programma Molte sotto lo stesso cielo 2021. Dopo l'Orizzonte in fuga, lo spettacolo di Davide e Nia, e stasera la volta di Lucilla Giagnoni, un'amica di Montefedi, possiamo dire un'amica di vecchia data di Montefedi, che dal tempo dell'amatissimo spettacolo Vergine Madre ha portato a Bergamo molte della sua produzione teatrale. Una donna di teatro, possiamo dire, dall'ingegno multiforme, è regista e responsabile del Teatro Faraggiana di Novara e certamente, come tutti coloro che si sono dedicati a questa attività, ha avuto tempi difficili negli ultimi 2 anni. È autrice con altri o da sola, e attrice naturalmente, dei testi che costruisce. Il testo di stasera, che prende titolo dall'ultimo verso della Divina Commedia, l'amor che muove il cielo e le altre stelle, portando l'attenzione sull'amore come motore che attraversa le vicende che il lettore incontra nelle tre cantiche, è uno spettacolo che lei stessa ha definito una lezione teatrale dantesca. Lezione nel senso che è un'indicazione di lettura di significati, noi la rivolgiamo tra l'altro, ma è un inciso anche ai molti studenti che ci seguono, ed è una lezione perché la storia della sua personale frequentazione dei testi di Dante si intreccia e viene intercalata da una lettura appunto di alcuni episodi. Questa storia dunque dello studio della vicinanza di Lucilla al testo dantesco, che più si legge e più si moltiplica nei significati, nel senso e nella bellezza che il lettore ne può recepire, è l'argomento dell'azione teatrale di questa sera. Ma non rubiamo altro tempo se non per dire che noi siamo veramente grati a Lucilla che ci ha portato questo suo spettacolo. Siamo lieti che lei sia tra di noi e siamo lieti di passare con lei questa serata nella quale ci leggerà questi versi di Dante e ci permetterà di godere veramente di nuovo di questo teatro che ci è mancato negli ultimi anni. A tutti buon ascolto dunque, e a Lucilla grazie. Buongiorno, buona mattina, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte. Buongiorno, dico, lo declino in tutte le categorie del tempo perché non so quando vedrete questo mio messaggio. Mi sembra di essere Anne Hathaway in Interstellar che lancia i messaggi in un tempo altro. Sì, per noi attori di teatro, attrici di teatro, parlare a un video è sempre un'esperienza strana perché non sta avvenendo qui e ora la nostra relazione e in questo io la vivo, insomma. Allora, buongiorno, buon mattino, buonasera, buon tutto da un altro tempo, in un altro luogo, in un altro spazio. Perché ho scelto questo spazio quest'anno per parlarvi, che è casa mia, è il mio giardino, perché è un luogo a cui tengo molto, dove ho ambientato molti dei miei lavori. È un hortus conclusus. Sentirete infatti rumori di fondo, sentirete ambiente. È uno strano momento in cui non c'è tanto sole della giornata e questa è la mia vita quotidiana. Perché quello di cui vi voglio parlare è stato presentato a Montefedi come spettacolo teatrale. Beh, non può essere uno spettacolo teatrale qualcosa di fatto in video, ma d'altro canto ci abbiamo ragionato molto, non sappiamo neanche come definirle queste esperienze. È un'esperienza. Ecco, quello che io voglio condividere con voi è un'esperienza, la mia esperienza con Dante, con la poesia, con un poeta. Il tema di Montefedi è diremo io o noi, sentieri per varcare la notte. Ecco, Dante è stato il poeta che mi ha accompagnato e mi ha veramente
salvato dal andare di testa, dallo sbiellare, come si dice, in più circostanze. Mi è sempre stato accanto durante la notte, nelle mie personalissime selve oscure. Per questo vi dico che è veramente un'esperienza quella con Dante. Allora, prima esperienza, risale a tanti anni fa, risale a circa 20 anni fa. Lo scrivo e lo dico nel mio primo spettacolo Vergine Madre, che appunto è ambientato nell'Hortus Conclusus del Giardino. È 11 settembre 2001, io sono con mia figlia Bianca, stiamo guardando la televisione, tutti voi sapete sicuramente, tutti voi, parlo a quelli che sono del tempo, dei nati nel 2001, perché ormai ci sono persone che sono nate anche dopo il 2001, sembra incredibile, e fra di voi sicuramente, se questo messaggio mio viene guardato dalle scuole. Bene, io sono con mia figlia che in quel momento ha 5 anni, stiamo guardando la Melevisione, che era una trasmissione di cartoni animati che andava molto alla grande in quel momento lì, e a un certo punto le immagini cambiano e diventano quelle che tutte conosciamo. Diventano quelle immagini filmiche, come adesso, no? Che siamo attraverso un filtro noi, filmiche, video delle torri, dell'abbattimento delle torri, terribili. Erano così perfette quelle immagini che sembravano un film, non sembravano la realtà. E improvvisamente lì è successo qualcosa in quella stanza, nella stanza del mio cervello. Io ho avuto subito il richiamo di chiudere le finestre, sigillare la porta, di chiudere la porta a chiave, di andare a comprare tutto quello che serviva, pane, zucchero, farina, e isolarsi dal resto del mondo, salvare me e salvare la bambina. Perché l'inferno stava arrivando, l'inferno si stava abbattendo su di noi e avveniva da un momento all'altro. Poi c'è stato nella stanza della mia testa un'altra dinamica, un'altra voce che ha parlato e ha detto: ma come? Ti arriva l'inferno da un momento all'altro, ti cambia la vita, te la sovverte sottosopra da un momento all'altro e tu la accetti così supinamente. Ma tu sei un artista. Un artista ha un compito, se ha un compito è quello di almeno indicare agli altri, ai compagni di cammino nella notte, la strada d'uscita dall'inferno, l'exit. Avete presente quell'omino verde con... Ecco, l'exit. Poi magari l'artista nell'inferno ci rimane, perché gli artisti, l'inferno gli piace parecchio, ma devi indicare la strada d'uscita. Devi usare parole di bellezza per uscire dall'inferno. E quali parole di bellezza possono farci uscire dall'inferno, se non le sue, quelle di lui, sempre lui, è solo lui, ancora lui, Dante Alighieri. E quindi in quella settimana dell'11 settembre io mi sono messa, avevo 35 anni allora, ero una giovane attrice se vogliamo, nel mezzo del cammino di sua vita, mi sono messa a buttare giù alcune idee su un viaggio possibile di una donna dentro la Divina Commedia. E questa donna io l'ho ambientata in questo giardino, in questo Hortus Conclusus, separato da una siepe, separato da un muro, in cui questa donna passa una durissima notte oscura e si fa accompagnare in questa notte da Dante, dalle parole della Divina Commedia. Ne è nato questo spettacolo Vergine Madre, che è uno spettacolo che appunto nato nel 2001 vive ancora adesso, cioè ha più di 20 anni. Capite che quella donna che si è chiusa e sigillata in un giardino, 20 anni dopo, nel 2020, nel fatidico 2020, è diventata una profezia che si è avverata. Io mi sono ritrovata di nuovo in questo mio giardino, che è lo spazio mentale, lo spazio teatrale, per questo ho voluto ambientare questo incontro con noi qui adesso. Mi sono trovata chiusa obbligatoriamente per via del famoso lockdown. E dunque, proprio qui in questo giardino, questa sedia, questo tavolo, ho deciso di portarla fino in fondo, l'esperienza della Divina Commedia, di farla fino in fondo come non avevo potuto fare per Vergine Madre, perché uno spettacolo dura 1 ora e mezza, non è che si può percorrere tutta la Divina Commedia. E allora, giorno per giorno, vi ricorderete, eravamo tutti chiusi a casa, io facevo i miei allenamenti come un criceto qui dentro, la mattina, e il pomeriggio studiavo la Divina Commedia. E poi andavo a teatro, al mio teatro, Teatro Faraggiana, Teatro di Novara, che era stato appena aperto da pochi anni, quindi una ferita molto forte tenerlo chiuso, e ogni giorno alle ore del vespro, alle 18:30, che è quell'ora dolcissima in cui la luce si confonde con l'ombra, che è un'ora rituale in cui le persone
allentano i cordoni dell'anima e si lasciano andare per preparare la notte. Sentieri per varcare la notte, il titolo del nostro incontro, no? Di molte fedi. Per entrare in questa notte preparati. È una liturgia. E quindi io ogni giorno del mio teatro accendevo una piccola luce, una lucina che era vividissima, perché in quel silenzio, in quel fermo totale era veramente vivida. Li ho chiamati vespri danteschi e ogni giorno io ho interpretato un canto di Dante. Devo confessarvi che pensavo di fare 15 canti, che la cosa durasse 15-20 giorni. Invece questa esperienza è durata esattamente 100 giorni, 100 giorni, cioè da quando c'è stata la chiusura dei teatri per noi il 9 marzo fino al 14 giugno circa, io sono poi partita il 13 marzo con questi vespri, 100 giorni, un tempo cabalistico che copriva tutti i 100 canti della Divina Commedia. E quindi Dante io l'ho respirato per ogni sillaba, ogni verso, ogni canto, ho respirato è passato tutto attraverso il mio corpo. È come se io avessi fatto, sapete, respirare è scambio proprio di sangue. Ho fatto come una dialisi con la parola di Dante, che è passata tutta attraverso il mio corpo e l'ho fatta risuonare. Quindi Dante veramente non è stato soltanto un compagno, è stato proprio dentro di me, ho capito che cosa pensa, ho capito il suo carattere, un carattere iroso, irascibile, superbo, orgoglioso, che lui non nasconde nessuno dei suoi difetti. E che sono difetti che conosco bene anch'io, certamente mutata mutandis. Lui mi è stato veramente amico, mi ha teso la mano, ma quello che voglio dire adesso è dunque che è un'esperienza di vita, è un'esperienza che la poesia davvero ti viene incontro nel momento più buio della tua esistenza, ti viene incontro e allora che cosa succede? Che non è che Dante diventa il contemporaneo perché parla di temi contemporanei, diventa contemporaneo perché sta accanto a te, perché grazie alla poesia, a questa parola che sa superare lo spazio-tempo, tu parli con Dante. Io parlavo con Dante, io ero accanto a lui, ma non è Dante, la sua parola era viva e mi allargava il tempo. Quindi il tempo della prigione, del lockdown è stato un tempo intensissimo, meraviglioso, un tempo densissimo. Mi viene in mente quella famosa lettera di Machiavelli a Vettore in cui lui si spoglia degli abiti quotidiani e mette la veste curiale e comunica e parla con tutti i grandi poeti. Ecco, nella mia vita è avvenuto questo. Io ho potuto parlare con Dante, qui, presente, ora, adesso. E dunque, adesso ci spostiamo in un altro spazio-tempo, andiamo in teatro e incominciamo questo cammino nella notte che parte, naturalmente, con il primo canto della Divina Commedia. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura, tante amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir come v'intrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi chi fui al piede un colle giunto, laddove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte chi passai con tanta pietà. E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata. Così l'animo mio ch'ancor fuggiva si volse arretro a rimirar lo passo, che non lasciò giammai persona viva. Poiché hai posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sicché il piè fermo sempre era il più basso. Ed ecco,
quasi al cominciar dell'erta. Una lonza leggera e presta molto, che di pel macolato era coverta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi mi impediva tanto il mio cammino, che io fui per ritornar più volte volto. Tempera dal principio del mattino, e il sol montava in su con quelle stelle che eran con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sicca bene sperar m'era cagione di quella fiera alla gaetta pelle l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venisse, con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aere ne tremesse. Ed una lupa, che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti fegge a viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza, con la paura ch'uscia di sua vista, ch'io perdei la speranza dell'altezza. E qual è quei che volontieri acquista, e giugne il tempo che perder lo face, che in tutti i suoi pensier piange e s'attrista? Tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro a poco, mi ripigneva là, dove il sol tace. Mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio pare a fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qualche tu sii, o d'ombra, o d'omo certo. Risposemi, non omo già fui, e li parenti miei furon lombardi, mantuani per patria ambedui. Nacqui sub Iulio ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buon Augusto, nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui, e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise, che venne di Troia poiché il superbo Elion fu combusto. Ma tu, perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte, che è principio e cagion di tutta gioia? Or sei tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi largo fiume, risposio lui con vergognosa fronte. O degli altri poeti, onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercar lo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore, tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per cui mi volsi. Aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremar le vene e i polsi. A te convien tenere altro viaggio, rispose poi che lagrimar mi vide, se vuoi campar desto loco selvaggio, che questa bestia per la qual tu gride non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto lo impedisce che l'uccide. E a natura sì malvagia e ria, che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria. Molti sono gli animali a cui s'ammoglia, e più saranno ancora infinché il veltro verrà, che la farà morir con doglia. Questi non ciberà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazion sarà tra feltro e feltro. Di quella umile Italia fia salute, per cui morì la Vergine Camilla, Eurialo e Turno e Niso di Ferute. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nello inferno, la onde invidia prima di partilla. Ond'io, per lo tuo me, penso e discerno che tu mi segui, e io sarò tua guida, e trarrotti di qui per loco eterno, ove udirai le disperate strida. Vedrai gli antichi spiriti dolenti, che alla seconda morte ciascun grida, e vederai color che son contenti nel fuoco, perché speran di venire quando che sia alle beate genti, alle quali poi se tu vorrai salire, anima fia ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire, che quello imperador che lassù regna, per chi fu ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si vegna. In tutte parti impera e quivi regge, quivi è la sua città e l'alto seggio. Oh felice colui, quivi elegge.
e io a lui. Poeta, io ti richeggio per quell'Iddio che tu non conoscesti, a ciò che io fugga questo male è peggio. Che tu mi meni là, dov'or dicesti, sì ch'io veggia la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti. Allor si mosse e io li tenni dietro. Bene, il viaggio è cominciato, il viaggio della Divina Commedia, ma adesso vorrei entrare più nel cuore di quello che è stato poi lo sguardo che io ho affrontato, che mi si è rivelato dentro la Divina Commedia. Uno sguardo che porta verso un tema difficile da trattare, che è il tema dell'amore. Ma ci arriviamo. Allora, la Divina Commedia è prima di tutto un progetto linguistico. Lo strumento di cui si serve Dante è la parola, perché noi della commedia che cosa abbiamo? Non abbiamo mica immagini, abbiamo le parole, abbiamo i versi di Dante, scritti, ma che Dante voleva fossero parlati, quindi in realtà cantati a voce alta. Quindi in realtà abbiamo prima di tutto una parola pronunciata, incarnata, ecco, incarnata, viva. Ma che tipo di lingua, di che tipo di parola è quella che cerca Dante? Lui fa una ricerca incredibile. Dante è lo sperimentatore più alto della lingua italiana. Lui è il frutto di una tradizione culturale che nasce fin dai tempi di Federico II di Svevia, in cui c'era questo grande imperatore, Stupor Mondi lo chiamavano, che possedeva un regno che andava dalla Sassonia, cioè dalla Germania, fino a Palermo. Ma vi rendete conto cosa voleva dire governare un territorio così esteso? Bene, Federico II capisce subito, siccome è una persona molto intelligente, che per governare un territorio così variegato ci vuole un mezzo unificante, un medium. Non c'era la televisione, non c'era internet, non c'era il cellulare allora, non c'era il telefono. Come governare? E lui allora cercava una cosa, un'unità che fosse linguistica. Che cosa fa Federico II? Chiama i più grandi intellettuali del suo tempo, e questi intellettuali sono latini, sono greci, sono ebrei, sono arabi, cioè mette insieme il massimo di quello che era il mondo allora occidentale conosciuto nel bacino mediterraneo, li mette insieme, ce li chiude a chiave nelle università e gli dice: trovatemi la lingua dell'origine, la urlingua, datemi la lingua. Perché lui c'ha un bel problema politico, perché una lingua internazionale che unificante c'era, e come se c'era, era il latino certo, ma era la lingua del suo peggior nemico, il Papa. Poi si stava formando un'altra lingua che aveva delle sfumature variegate, che era tutta la lingua che dalla Francia fino al fronte delle Alpi si parlava nel territori comunali, la lingua volgare, che aveva varie sfaccettature. E allora lui chiede a questi sapienti di elaborare un'idea di lingua. Sono bellissimi gli aneddoti che ci sono intorno a Federico II. Ora, quindi assistiamo in quel tempo a uno dei laboratori linguistici più straordinari, forse il più grande laboratorio linguistico di ricerca scientifica che sia stato mai realizzato nel nostro tempo. E Dante è il frutto di questo laboratorio, i suoi maestri sono quelli lì. Quindi Dante ne sa, e lui vuole consegnare, con la Divina Commedia, vuole consegnare questa lingua all'imperatore. Nel De Vulgari Eloquentia ne racconta per ogni, lui fa questi viaggi dovunque, va a cercare la lingua, qual è la lingua ideale. È chiaro che poi alla fine qual è? È la sua. Ora, io sono fiorentina, sono nata, battezzata al battistero di San Giovanni come Dante, scusate se è poco. Quindi mi posso permettere di dire che il fiorentino non è propriamente la lingua più elegante del mondo, ma era la sua lingua. Lui sceglie poi quella perché fra tutte le lingue è quella che lui possiede meglio. Ma fa uno scarto, ed è qui che a me interessa, fa uno scarto interessantissimo. Non parla la lingua, quella del mercato, quello della strada, ma lui cerca una lingua che è quella dell'amore. E che cosa vuol dire una lingua dell'amore? E lo dice con molta chiarezza: la lingua del pappo e del dindi, della pappa e del dindi e del giocattolo, cioè la lingua che le madri usano per educare, per nutrire
nutrire i propri figli. È una lingua femmina, lingua madre. Ed è questo sconvolgente per me che sono donna, che ho sempre sentito Dante portato da voci di uomini, Dante come capitale culturale di grandi uomini, di grandi protagonisti, di grandi interpreti. Lo strumento di cui si serve Dante è uno strumento femminile, lingua madre. Ora, questa sperimentazione linguistica poi verrà da Dante. Dante non ce la farà, lo sapete tutti, consegnerà certamente questa meravigliosa opera che è la Divina Commedia con questa meravigliosa lingua, ma non c'è più l'imperatore, la condizione storica è completamente cambiata, non c'è neanche il figlio dell'imperatore che è morto in maniera sospetta. Insomma, Dante non trova il proprio referente politico a cui consegnare questa unità linguistica, questo progetto di unità linguistica. Ce la faranno gli altri. Per esempio in Inghilterra ce la farà un certo Shakespeare, che ce la farà con una grande referente politico che sarà la regina Elisabetta, non a caso una donna. Si dice che metà delle parole dell'inglese moderno siano state create da Shakespeare. E non a caso un teatrante, guardate, uno che la lingua la incarna, la rende viva, corporea. Ce la farà in Francia, ce la farà un altro grande artista, e non a caso anche lui un teatrante, ce la farà Molière, che prenderà in giro le intellettuali, le donne, perché lui a che lingua si rifarà? Insieme al Re Sole, che anche lui ha un bel progetto politico, il Re Sole, Luigi XIV, un progetto direttamente col popolo, no? E che lingua prenderà? Prenderà la lingua delle donne, delle femmine, delle intellettuali, che lui prenderà molto in giro, ma è proprio in quei loro salotti dove le donne intellettuali saranno le signore, le padrone, le ospiti, i salotti di cultura, nella nobiltà messa da parte in questa Arcadia, perché, come ho detto, Luigi XIV parlava direttamente col popolo, i nobili li ha messi tutti da parte e quindi avevano buon tempo per studiare, lavorare, creare arte. Ecco, si maturerà la lingua francese. La nostra lingua italiana, se uno ci penserà bene, non ce la farà Dante a consegnarla, non ce la farà Leopardi, non ce la farà Manzoni, per quanto lui vada a sciacquare i panni in Arno, ma ce la farà quell'altro strumento medium che tutti ben conosciamo, che per l'appunto è la nostra mamma, cioè la televisione. Dunque la nostra lingua italiana è una lingua unificata, recentissima, quasi, non arriva forse a 70 anni. E dunque affrontiamo il quinto canto, che per me è il canto elettivo del linguaggio. Sì, per tutti è considerato il canto dell'amore, il canto di Francesca, Paolo e Francesca, un canto lirico in cui i due si amano, sono perennemente uniti insieme. No, non è affatto così, non è affatto così. Però abbiamo un personaggio che è di una tragicità straordinaria, che è Francesca, che è una persona che sa parlare. È una di quelle appunto intellettuali che poi arriveranno con Molière, è una donna che conosce la letteratura, che sa leggere, che sa parlare, fa 2 monologhi che sono assolutamente sovrapponibili, proprio come sonorità, verso per verso. Io ne ho fatto uno studio approfondito che potete poi semmai andare a vedere negli altri miei materiali e veramente si può leggere questo canto come il canto in cui Dante imposta le regole del suo linguaggio e le affida alla voce di una donna. Per farvi un esempio molto concreto, per esempio il canto dell'amore, questa parola amore che lei dice, amor, 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 che ritorna continuamente nel canto, è proprio con queste virgole dietro, è un'apertura, la A, un'apertura, data poi da una chiusura, amor, con la O, e che lei ripete, lei parla di un'esperienza di vita in cui il loro amore, da aperto al mondo come tutti gli amori devono essere, invece un amore patologico che li ha chiusi, amor, passa da questa A a questa O. E se io noto questo è perché prima Dante, per incontrare Francesca, la chiama O animal, parte da O che è chiuso ad A. Oh animal, e lei gli risponde oh animal. Quindi nulla è un caso in questo canto. O A, da chiusi, da intimo ad aperto l'incontro, e lei gli risponderà, vuoi sapere com'è andata? A O
A-O. Quindi senza andare a dirvi l'altro elemento che per me è fondamentale, che è quando Francesca si rivolge a Paolo, che tutta la letteratura, tutta la critica ricorda ancora questo amore ancora appassionato in inferno. Io dico semplicemente che se tu sei all'inferno e sei per l'eternità legata ad una persona che ti piange un po', ad un certo punto dirai scrostati un attimo da dosso, no? Quindi in realtà Francesca soffre di questo essere costretti tutti insieme, ed è questa la sua pena, il suo contrappasso, e quindi rende la figura ancora più tragica. Infatti non a caso Francesca usa dei suoni della lingua italiana perfetti per raccontare questa voglia di distacco, e che è il suono, la combinazione sonora tra k e t, k gutturale e t dentale, i denti che tagliano. Questi che mai da me non fia diviso, costui. Non si rivolge mai a Paolo con parole liquide, con suoni liquidi, dolci. Intanto non lo chiama per nome Paolo, ma poi lui, egli. Quindi lei taglia in tutte le lingue kt, kat, kteino, uccidere in greco, copto, tagliare, karat in ebraico, tagliare, karat in arabo, tagliare, katana in giapponese, la spada che se viene estratta dal samurai, tu sei finito. Insomma, questa combinazione incarnata, perché io sono un'attrice, devo parlarvi della lingua viva, della lingua che passa attraverso un corpo. Francesca risuona con una passione senza pari. Poscia ch'io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. I cominciai: poeta, volontieri parlerei a quei due che insieme vanno e paionsi al vento esser leggeri. Ed elli a me: vedrai quando saranno più presso a noi, e tu a lor li priega per quello amor che i mela. Ed ei verranno. Sì tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce: «Oh anime affannate, venite a noi parlar!» S'altri nol niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate, cotali uscir dalla schiera ov'è dido, a noi venendo per l'aere maligno. Sì forte fu l'affettuoso grido. Grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso noi, che tignemmo il mondo di sanguigno. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento come fa si tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace coi seguaci sui. Amor ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Cain attende che a vita ci spense. Queste parole dall'or ci fuor porte. Quando io intesi quell'animo offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse: che pense? Quando risposi cominciai: oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio. Ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri?
e quella a me. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor. Tu hai cotanto affetto. Dirò come colui che piange e dice: noi leggiavamo un giorno per diletto, di lanciallotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante. Questi che mai da me non fia diviso. La bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro che lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea. Sì che di pietade io venni men, così com'io morisse, e caddi come corpo morto cade. Ed ecco che siamo arrivati all'ultimo passaggio di questo nostro incontro teatrale, video, lezione, chiacchiera fuori dallo spazio, fuori dal tempo, dentro al mio giardino, che è il mio hortus conclusus del mio spazio-tempo e della mia compagnia con Dante nella mia vita, della mia esperienza vitale di Dante, che è un'esperienza con la poesia, con la grande poesia. E arriviamo all'ultimo canto del Paradiso, che secondo me è la summa di tutto quello che può essere consegnato come dono ad un essere umano per essere compiutamente essere umano. Cosa vogliono dire queste mie parole? Vogliono dire che se lo strumento di cui Dante si serve, ne abbiamo parlato a lungo, è una lingua materna, la lingua del pappo e del dindi, non la lingua della strada, non delle muliercole rozze che sono al mercato, ma la lingua dell'amore, quella nutrita di amore, la lingua del passaggio, della traduzione, della tradizione, del continuare la vita e l'esistenza, quella che consegna ai propri figli uno strumento simbolico per poter continuare a stare al mondo e continuare a vivere e per essere liberi, per poter raccontare l'universo interiore, poterlo portare fuori. Insomma, che cos'è il linguaggio se non è un grandissimo dono che le madri fanno ai figli? Bene, se la lingua di cui si serve Dante, lo strumento è femmina, lingua madre, anche l'agire dell'essere umano a cui ci porta Dante è un agire femminile ed è l'agire di Vergine Madre. E che agire è? È l'agire che è sintetizzato neanche in una semplice terzina, meno che una terzina, ma in un verso e mezzo. Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura. Vergine Madre, due cose che non possono stare insieme, sono due opposti. Figlia del tuo figlio. Come può stare insieme figlia del tuo figlio? Umile e alta. Cioè, sono due contrapposizioni. Ecco, questi ossimori, queste cose che non possono stare insieme, che fanno di questo canto, questo incipit, questa preghiera alla madre, qualcosa di unico, riassumono in un verso e mezzo migliaia di tomi di teologia. Allora, di cosa ci sta parlando Dante? Che tutto il cammino della Divina Commedia, un cammino nella notte, attraverso il buio dell'inferno, passando la scalata fatta carnale con le mani e i piedi che dolgono, le ferite del purgatorio,
attraverso poi la luce e i cieli del paradiso, deve giungere lì, all'ultimo incontro con un personaggio concreto, reale, che è la figura della madre. Ed è una figura che agisce, è una figura che è una prassi, è un modo di stare al mondo, agisce. Infatti lei non parla. Ha parlato pochissimo nella sua visita, nella sua esistenza. Ha detto però una risposta, ha detto una risposta di grande responsabilità. Ha detto un sì, in un respiro di totale libertà fra lei e lo spirito, senza uomini di mezzo, senza fratelli, senza fidanzati, senza padri di mezzo. Lei, allo spirito che le parlava, ha risposto sì, una sillaba, una risposta, una responsabilità. Che cos'è la risposta? La responsabilità è una risposta, la risposta alla vita. Lei ha detto sì, quindi la risposta alla vita è un agire poi, una scelta. Ha detto sì e si è caricata tutta la storia sulle spalle, e con quel suo sì lei ha letteralmente cambiato il mondo. E allora cosa ci sta dicendo Dante, facendoci incontrare una figura femminile, la figura della madre? Ci dice che l'essere umano ha uno scopo nel mondo, e lo scopo è quello di unire l'impossibile, di dare armonia dove l'armonia sembra non poterci essere, l'armonia tra i contrari. Allora, per me è molto emozionante dirvi questo, perché davvero è una conquista, è diventato un mio, posso dire, un mio Vangelo, anche se la parola è forte, però credo di essere veramente nel cuore del Vangelo se dico questo. La Divina Commedia è una voce femminile, è la denuncia di una mancanza di femminile nel mondo. Nell'altro incontro che abbiamo fatto attraverso questo strumento a Molte Fedi, l'anno scorso vi ho parlato del mio spettacolo Magnificat, che è un lavoro che ho scritto nel 2019, quindi 2 anni prima degli eventi che ci sono letteralmente piombati addosso, 2 anni prima. Quindi 20 anni dopo, quasi 20 anni dopo, il mio Vergine Madre. La Divina Commedia dunque è un chiaro grido di mancanza di femminile nel mondo, è come un inseguire questa forza del femminile, questa energia che anima il mondo, che è stata messa sotto ormai da millenni, non è una cosa soltanto degli ultimi secoli, anche se negli ultimi secoli il processo si è accelerato, e devo dire che non mi stupisce adesso, per esempio, questo avanzare di certe forze talebane nel mondo. Non è un caso, ed è per di questo dovremmo essere consapevoli. È curioso perché in Vergine Madre fin dall'inizio io parlavo dell'elemento talebano, di questo elemento che vuole coprire il femminile, zittirlo e metterlo sotto. Ma comunque questa è una ferita veramente, è un dramma di cui ci dovremo veramente occupare. E non è un caso che nel 2019, solo 2 anni prima, un anno prima anzi, dell'evento tragico della pandemia, io abbia scritto uno spettacolo che non a caso, perché non è a caso, un artista se si fa accompagnare da Dante poi incontra la sua strada, il suo percorso nella sua strada nella notte, l'ho intitolato Magnificat. E vi ricorderete che il nostro altro incontro fatto in questo modo era un lavoro all'interno del mio lavoro Magnificat. E quindi capirete che c'è un'unità di percorso, di cammino nella notte tra Vergine Madre e Magnificat. Vergine Madre dedicato a questa figura umana, la più alta, la più vicina a Dio, una figura che riscatta tutte le donne, ma mica solo le donne, riscatta tutta l'umanità, e che è l'ultimo incontro prima della luce dell'ultima stella, la stella divina, cioè ineffabile, indicibile di Dio. E Magnificat, che poi è quel salmo antico, antichissimo, che viene poi dato come voce, gli viene data voce, viene affidato a questa fanciulla incinta, un adolescente, che va a trovare sua cugina, un po' più anziana, che non doveva essere fertile, anche lei è incinta, tra 2 donne che diventeranno madri. Insomma, in questa logica di generatività. La Divina Commedia
è un grande cammino facendosi accompagnare nella notte più scura della poesia, che in greco poieo vuol dire fare, creare, costruire, generare, cioè della generatività. E dunque la poesia è veramente il nostro modo di guardare al mondo con uno sguardo completamente nuovo. Dante ci insegna, ci guida attraverso quel semplice verso: Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta, a uno sguardo che è il pensiero del cuore, non la mente razionale, non solo quella capace di controllare, di prevedere, di quantificare, di separare, di distinguere e tenere separate le cose. Mens vuol dire, viene da mensura, misurare, per poter poi controllare, dominare e possedere, perché siamo creature spaventate. Noi mossi dalla paura, perché la paura è l'unico sentimento che ci muove, il grande sentimento che ci può, poi la paura della morte, figuriamoci. E allora noi dobbiamo controllare tutto. Ma il femminile invece non ha paura di questo. Il femminile invece usa un altro tipo di sguardo nel mondo, che appunto è questo sguardo del cuore, questo pensiero del cuore che cerca di immaginare l'inimmaginabile. Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta. Capiamoci bene, non sto parlando che è la donna, Il femminile è un'energia che è in tutte le cose, è negli uomini, nelle donne, nelle piante, negli animali, nelle pietre, nei virus, nei batteri. È un'energia che però noi neghiamo in noi stessi e a cui Dante con la Divina Commedia dà una voce straordinaria. Dunque, e con questo rivendico strumento, amore, lingua. È uno strumento d'amore, la lingua madre. Agire è l'agire della madre, del generare, della poiesis, della poesia. Anche questo è un agire femminile. Quindi rivendico anche la possibilità che dentro la Divina Commedia ci sia la ricerca di una voce femminile. Dalla femminile di Vergine Madre, il passaggio poi alla luce divina, è in continuità, è ovvio, perché questo percorso dell'essere umano, questo compimento dell'essere umano, è un compimento che porta luce anche nel buio della notte più oscura. Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate e giuso inframortali, sei di speranza, fontana, vivace. Donna, se tanto grande tanto vali, che qual vuol grazia a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanzali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi, che dall'infima lacuna dell'universo, infin qui ha vedute le vite spiritali ad una, supplica a te, per grazia di virtute, tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io che mai per mio veder non arsi, più chi fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo, e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità coi prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti priego, Regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca a tua guardia i movimenti umani, vedi Beatrice con quanti beati per li miei prieghi ti chiudon le mani. Gli occhi da Dio diletti e venerati, fissi nell'oratorne dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati. Indi all'eterno lume s'addrizzaro, nel quale non si dee creder che si invii per creatura l'occhio tanto chiaro. E io,
ch'al fine di tutti disia propinquava, sì com'io dovea, l'ardor del desiderio in me finì. Bernardo m'accennava e sorridea perch'io guardassi Suso, ma io era già per me stesso tal qual ei volea, che la mia vista venendo sincera e più intrava per lo raggio dell'alta luce che da sé è vera. Da quinci innanzi il mio veder fu maggio che il parlar mostra, ch'a tal vista cede e cede la memoria a tanto oltraggio. Qual è colui che sognando vede che dopo il sogno la passione impressa rimane e l'altro la mente non riede? Cotal son io che quasi tutta cessa mia visione e ancor mi distilla nel core il dolce che nacque da essa. Così la neve al sol si disicilla, così al vento nelle foglie levi si perdea la sentenza di Sibilla. O somma luce che tanto ti levi da concetti mortali, alla mia mente ripresta un poco di quel che parevi e fa la lingua mia tanto possente ch'una favilla sol della tua gloria possa lasciare alla futura gente, che per tornare alquanto a mia memoria e per sonare un poco in questi versi più si conceperà di tua vittoria. Io credo, per l'acume ch'io soffersi del vivo raggio, chi sarei smarrito se gli occhi miei da lui fossero aversi, e mi ricorda ch'io fui più ardito per questo a sostener tanto chi giunsi l'aspetto mio col valore infinito. Oh abbondante grazia ond'io presunsi ficcar lo viso per la luce eterna, tanto che la veduta vi consunsi. Nel suo profondo vidi che si interna, legato con amore in un volume ciò che per l'universo si squaderna, sostanze, accidenti e il lor costume quasi conflati insieme per tal modo che ciò che dico è un semplice lume. La forma universal di questo nodo credo chi vidi, perché più di largo dicendo questo mi sento chi godo. Un punto solo m'è maggior letargo che 25 secoli all'impresa che fe Nettuno a mirar l'ombra d'Argo. Così la mente mia, tutta sospesa, mirava fissa, immobile e attenta, e sempre di mirar faceasi accesa. A quella luce cotal si diventa che volgersi da lei per altro aspetto è impossibil che mai si consenta, però che il ben, che del volere obietto, s'accoglie in lei e fuor di quella è defettivo ciò che è lì perfetto. Omai sarà più corta mia favella, pur a quel ch'io ricordo che d'un fante che bagna ancor la lingua alla mammella, non perché più qu'un semplice sembiante fosse nel vivo lume ch'io mirava, che tale sempre qual s'era davante, ma per la vista che s'avvalorava in me guardando una sola parvenza mutando mio a me si travagliava. Nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvemi 3 giri di 3 colori ed una contenenza, e l'un dall'altro come iri da iri parea reflesso, e il terzo parea fuoco che quinci e quindi ugualmente si spiri. Oh, quanto è corto il dire, come fioco al mio concetto, e questo a quel chi vidi è tanto che non basta a dicer poco. O luce eterna che sola in te sidi, sola t'intendi, da te intelletta intendente te ami e arridi, quella circolazione che si concetta pareva in te come il lume reflesso dagli occhi miei alquanto circunspetta. Dentro da sé, del suo colore stesso, mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Qual è il geometra che tutto s'affige per misurar lo cerchio e non ritrova, pensando quel principio dell'indige, tal era io a quella vista nova. Veder voleva, come si convenne, l'imago al cerchio e come vi si indova. Ma non eran da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un folgore in che sua voglia venne.
all'alta fantasia cui manco possa. Ma già volgeva il mio disio e il velle, siccome rota che igualmente è mossa. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.